Buongiorno e ben trovati. Oggi è mercoledì 28 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7:27 e tramonta alle 17:20. La luna si leva alle 11:33 e cala alle 3:35. Oggi si celebra San Tommaso d'Aquino. Il nome Tommaso ha origine aramaica e significa gemello. Il 28 gennaio si celebra la giornata della protezione dei dati personali, nota anche come giornata della privacy. Istituita nel 2006 dal Consiglio d'Europa e successivamente estesa a livello mondiale, questa giornata mira ad accrescere la consapevolezza sui diritti alla privacy e alla protezione dei dati. Sono 55 le candeline per il cantautore catanese Mario Biondi, pseudonimo di Mario Ranno. Per molti è il Barry White italiano per la sua voce calda e blues, al punto che nel 1988 ha fatto da spalla al mostro sacro Ray Charles. Lanciato da Gianni Bella nel 2004, è diventato popolare con il singolo This Is What You Are, che ha raggiunto il successo internazionale. Festeggia 71 anni Nicolas Sarkozy, l'ex presidente francese che ha governato dal 2007 al 2012. Sarkozy ha portato avanti una politica di riforme economiche, di sicurezza e di immigrazione. Nel 2008 ha sposato la modella e cantante Carla Bruni, dalla quale ha avuto una figlia. Nel 2012 ha perso le elezioni contro il socialista François Hollande. Il leggendario portiere italiano Gianluigi Buffon compie oggi 48 anni. La sua carriera ha segnato la storia del calcio mondiale. Ha esordito in Serie A con il Parma a soli 17 anni nel 1995 ed è diventato un'icona della Juventus dal 2001 al 2018 e dal 2019 al 2021. È il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia della nazionale italiana, 176 partite. Dopo una breve parentesi al Paris Saint-Germain nel 2018 ha concluso la sua straordinaria carriera tornando al Parma nel 2023. Il 28 gennaio 1985, 45 grandi artisti della musica rock e pop si riunirono nel progetto USA for Africa per combattere la povertà nel continente africano. Insieme incisero la canzone We Are the World scritta da Michael Jackson e Lionel Richie, che divenne subito un inno universale alla solidarietà. Il singolo ebbe un successo strepitoso, vendendo 7,5 milioni di copie solo negli Stati Uniti e raccogliendo fondi significativi per la causa. I gatti solitamente fanno le fusa quando sono contenti, ma anche quando sono malati, stressati, feriti o partoriscono. Gli scienziati non sanno bene perché facciano le fusa quando stanno male, ma un'ipotesi è che la frequenza del suono può migliorare la densità ossea e promuovere la guarigione. Buongiorno ai 12, oggi la luna in gemelli è assolutamente ironica e divertentissima, tra l'altro libera nei gradi dei gemelli dopo aver sciolto l'abbraccio con Urano che la rende originale ed elettrica. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. Per voi la comunicazione è il campo più brillante oggi, fatto di incontri che possono essere fortuiti ma che possono segnare veramente un destino. Quindi oggi giornata molto fortunata e molto da affidare al caso. Toro, per voi oggi la luna è una luna foriera di belle notizie economiche, proprio perché vi verrà comunicata una buona notizia, magari dal partner, e con lui potrete pensare a come pianificare rispetto a questi nuovi risvolti. Gemelli, protagonisti dello zodiaco con questa luna di oggi, fortemente ferrata con Marte e Plutone, ma non solo, con gli altri pianeti con cui vi irrorerà di trigoni positivi da tutte le dimensioni planetarie rappresentate, per cui la passione di Marte, la creatività di Plutone, l'energia solare, la parlantina del vostro amato Mercurio e soprattutto l'amore di Venere. Che dire, gemelli, godetevela. Cancro, per voi oggi una luna che sussurra un po' emozioni e tra l'altro una luna un po' chiacchierina che vi porta notizie di qualcuno o qualcosa che avevate perso di vista da tempo. Oggi è una giornata piena di intuito. Leone, finalmente una gran bella giornata, la luna fa da punto di telete e raccorda un po' le opposizioni dei pianeti in Acquario, per cui oggi sarete molto ma molto disponibili al dialogo e anche ad abbracciare punti di vista altri che non siano solo i vostri. In tutto ciò, in amore, bisogna decidere cosa fare della vostra relazione.
Vergine, per voi oggi la luna inizia una quadratura dai gemelli, è una luna che tenderà a farvi vedere le cose in una maniera variegata, ampia e soprattutto una luna che vi porta comunque a scambiare una serie di informazioni utili con persone che potranno fare risultare prezioso questo scambio data la loro valenza professionale e lavorativa. Bilancia, luna in trigono per voi, stupenda e concreta, bella e fatta sicuramente di idee nuove e incontri che vi aiutano tantissimo. Con questa luna di trigono tutta la terna d'aria è super favorita, ma ci voleva per voi Bilancia che avevate un pochino di problemi da risolvere o da situazioni da appianare. Scorpione, per voi oggi la luna ha smesso di essere in opposizione, quindi torna il buon umore, l'umore è comunque salvo, ci sono sempre gli imprevisti uraniani che determinano una serie di discontinuità, soprattutto in amore, perché potrebbe innervosirvi molto l'incostanza del partner. Sagittario, oggi la luna inizia un'opposizione che però vi vuole ricordare che siete un bivio, che c'è una doppia strada possibile e che potrete decidere se andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Capricorno, per voi oggi la luna è decisamente distante, vi lascia con pochi pensieri, vi lascia però con le prospettive di 5 pianeti davanti a voi che esigono delle decisioni da prendere e le prenderete fantasiosamente. Acquario, anche voi protagonisti della giornata con i 5 pianeti dalla vostra parte. La luna di trigono oggi vi aiuta a mettere in ordine le idee e l'amore. Pesci, per voi oggi la luna è in quadratura, per cui oggi potreste sentire il bisogno di esprimervi meglio e con più amore verso il partner. Fortuna al lavoro. Sono le 11:38 del 28 gennaio 1986. Lo Space Shuttle Challenger esplode 73 secondi dopo il decollo da Cape Canaveral. Morirono tutti e 7 i membri dell'equipaggio. A causa del disastro, una combinazione tra la pessima condizione meteorologica e un difetto di progettazione. Oggi impareremo un modo di dire in inglese che, tradotto letteralmente, indicherebbe qualcosa di spiacevole. Stiamo parlando di break a leg, che tradotto significa rompere una gamba, e invece è uno slang per dire buona fortuna. Strana la lingua inglese? Il matto di oggi è il pittore americano Jackson Pollock. Nonostante l'indubbio genio artistico col suo rivoluzionario stile action painting, la fama e il successo, Pollock lotta tutta la vita con l'alcolismo che cerca invano di domare facendo uso di psicofarmaci. Muore a soli 44 anni in un incidente d'auto mentre è in guida in stato di ebbrezza in compagnia di 2 donne. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. L'amore è una maledizione che piomba addosso e resistere è impossibile. Grazie per essere stati con noi anche oggi, ci ritroviamo domani sempre qui per accompagnarvi in un nuovo giorno da affrontare con tanta voglia di fare, di conoscere e scoprire cose nuove. Buona giornata dalla vostra Jaire.